Bentrovati ancora in vostra compagnia, Paul De Santi ancora in vostra compagnia Die Pro Die. Quest'oggi si parla dei metri dell'anno 2007, 13° concorso metri dell'anno 2007. Si parte dalla cantina di Mogaro in Nuraghe e poi ci trasferiremo all'hotel Le Colline a Villanova Forno. Buon divertimento! Don't be scared, represent your county, your city. Where you from? Huh? Nigga, where you from? Don't be scared, represent your county, your city. Buongiorno a tutti, sono Nando Curreli, l'addetto stampa dell'associazione Amira dei metri della sezione Sardegna. Ci troviamo alla cantina di Mogaro, il Nuraghe, praticamente a circa 30 km da Oristano. Siamo qua riuniti con tutta l'associazione dei metri per il 13° concorso della gara il metro dell'anno 2007. È un onore avere ospiti in questa cantina i soci della Mira. Questa cantina quest'anno festeggia i suoi 50 anni dalla fondazione, quindi è un evento molto particolare. È stata fondata nel 1956 da un esiguo numero di viticoltori. Oggi conta circa 550 soci conferenti. Le uve provengono dalla zona di Mogaro, ma da altri 11 paesi circostanti. L'intento della cantina è quello di valorizzare appieno le produzioni più tipiche della zona, quindi noi vitigni internazionali, ma valorizzazione di quelli che sono i prodotti più legati alla cultura e al territorio. Parliamo di Monica, di Bovale, di Semilano, di Nuragos, di Vermentino, di Moscato e anche una ricerca, magari più in là potremmo anche tirare fuori qualche prodotto da qualche vitigno che si pensa magari sia anche scomparso. Quindi stiamo lavorando in questo senso qua. La cantina oggi è presente nei mercati nazionali e internazionali, anche in zone abbastanza lontane come l'America, gli Stati Uniti, Canada e Giappone. Ha una gamma di prodotti molto vasta. Oggi lavoriamo anche alcuni prodotti con invecchiamento in barrique. Una nota particolare la vogliamo dedicare al Semilano, un vino antico, nobile, che questa cantina ha riscoperto, valorizzato e che presenta nei mercati mondiali. Un saluto caloroso a 5 Stelle che ci ha voluti ospiti in questa trasmissione, un ringraziamento particolare a Paul De Santi. Parlare di questo vino che per noi è la punta di diamante, un vino chiamato Semilano, che è stato recuperato da vitigni che i nostri anziani avevano nei loro impianti del Nuragus come un vino che completava la bontà del Nuragus stesso. Questa cantina l'ha recuperata alla grandissima a cavallo tra gli anni 70 e 80, creandone una potenzialità che oggi riteniamo fondamentale e che oggi vede nel mercato diffondersi ed è apprezzatissimo. Lo produciamo in 2 versioni, il Semilano normale diciamo e quello superiore, è chiamato Puisteris. Non ha nulla da invidiare ai vermentini, anche se eccellenti, anche perché si distingue da tutti per le sue caratteristiche, come profumi, come corpo e come brillantezza di colore. È apprezzato e si abbina con tutte le tipologie di cucina, quello che si può oggi servire nei ristoranti, dal pesce alla carne con gli stessi aperitivi. Auguro a tutti voi del 5 Stelle Sardegna tanti auguri e un fine d'anno eccellente. Signori, buonasera a tutti, ben trovati. Da Mogaro siamo arrivati qui a Villanova Forno. Esattamente ci troviamo all'hotel Il Lecci
dove siamo pronti per mandare in onda il 13° concorso il Maître dell'anno 2007. Praticamente siamo già in anticipo noi rispetto ai nazionali, quindi ci sarà il concorso del Maître dell'anno 2007, gara regionale, dopodiché ci sarà la categoria degli chef de rang per il concorso L'arte del flambé. Antonello Pinduccio con lo smoky bianco ci presenta la sua ricetta abbinato al vino della cantina di Mogoro, Vigna Ruia. In smoky nero abbiamo Orru Silvio che ci propone la sua ricetta abbinato al vino Colle Moresco. Sì, buonasera a tutti. Provengo da Tilti, Piena Gallura, lavoro all'Hotel Capricciurri di Portocervo. La mia ricetta è tutta a base del prodotto che oggi ci hanno presentato, del vino rosso delle cantine di Mogoro, poi dello zafferano, famoso in tutto il mondo, proveniente da San Gabino Monreale. In più userò anche crema di formaggio allo zafferano, cioè praticamente tutti i prodotti che oggi ci hanno presentato, ringraziandoli per questo lavoro che hanno fatto. La carne è filetto di manzo. Benissimo, andiamo a intervistare Orru che ci presenta la sua ricetta abbinato al vino di Mogoro. Io sono Silvio Orru, lavoro all'Hotel Domo Incantada di Muravera e la mia ricetta è una ricetta semplice, un po' fuori dagli schemi, diciamo, perché propone, diciamo, un taglio di carne un po' differente da quello che si propone di solito. Il mio è un girello di cavallo speziato alle erbe fini flambato. Oggi Die Pro Die è stato dedicato al 13° concorso regionale Maître dell'anno. L'appuntamento è alla prossima puntata, l'appuntamento è anche per scoprire i prossimi concorrenti e per scoprire chi sarà il vincitore.